Buongiorno e ben ritrovati, un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Buia e il Friuli intero in delirio per la locomotiva azzurra. Nella prova dell'inseguimento a squadre, Jonathan Milan ha conquistato l'oro olimpico assieme ai compagni di squadra Ganna, Lamon e Consonni, battuti in finale i campioni del mondo in carica della Danimarca. Famiglia, compaesani e amici del ventenne si sono ritrovati proprio questa mattina davanti al megaschermo e alle 11:18 sono partite le campane a festa. Vediamo. Suonano le campane a Buia, che emozione, siamo con il papà. È stata un'emozione, una gara sofferta fino all'ultimo, poi non ci credevo e Ganna ha fatto l'ultimo chilometro veramente spettacolare, come ieri, 4 locomotive in pista. Sarebbe stato meraviglioso anche l'argento, ma è oro? È oro, è oro. Per dire il vero non ci credevo perché la Danimarca era la favorita, era la più forte, ma l'Italia probabilmente ci ha messo più cuore e sono andati forti. A quanto batte il cuore? Parecchio. Forse più di loro? Elena Liz, emozionatissima? Insomma direi che ci sta, tutta la comunità riunita, abbiamo anche Monsignor Scubla, è una vittoria di tutti, è un grande premio per Jonathan, per tutto lo staff delle squadre, ed è un premio per la comunità che ha bisogno anche di ripartire con grandi segnali. È più di un oro che arriva in una famiglia tra l'altro molto amata, credo che non ci sia niente, è un grande segnale per tutti noi. E adesso facciamo festa. Grazie Jonathan, grazie! Carichissimi, facciamo un brindisi? Allora, è un'emozione fortissima, siamo tutti con le lacrime agli occhi. Ma noi ci abbiamo sperato e creduto fino all'ultimo e Jonathan era con noi eravamo con lui. Sono cose bellissime che non capitano tutti i giorni. E adesso non si vede l'ora di abbracciarlo? E adesso non si vede l'ora di abbracciarlo e di fargli la giusta festa. E Buia resta terra di grandi campioni, c'è anche la mamma, la raggiungiamo fra un attimo, intanto sentiamo l'emozione del sindaco in questa festa meravigliosa. Sindaco, le campane a Buia, oggi è una giornata indimenticabile. Anche le campane, abbiamo qui anche il Monsignore, quindi tutta la comunità si stringe attorno al campione, a Jonathan. Io lo conosco da bambino, la grande umiltà, la grande educazione di un campione. E la festa quindi non solo per la nostra comunità, la prima medaglia d'oro olimpica, io credo un orgoglio di tutto il Friuli, di tutti i friulani che ci guardano nel mondo e anche di tutta l'Italia. Avete già pensato a qualcosa? Ormai aspettiamo il suo rientro, sarà ancora festa? Sì, lo accoglieremo, verrà accolto all'aeroporto e poi faremo una grande festa perché ovviamente in sicurezza, considerando il periodo, però è un'occasione unica che merita per tutta la comunità perché questa Buia ha tanti campioni di ciclismo, è la capitale del ciclismo e quindi le Olimpiadi insomma sono proprio il massimo. Il massimo per la comunità e per la nostra regione. Buia terra di ciclisti, lo sappiamo, lei lo sa bene, oggi il massimo, l'apice, oro olimpico. Ma una cosa incredibile, indescrivibile l'emozione, il finale di gara è stato qualcosa di fantastico che resterà nella storia, ce lo ricorderemo a vita dagli anni 60 che l'Italia non vinceva una medaglia d'oro nel quartetto. E oggi un ragazzo di Buia, 20 anni, quindi tutta la carriera davanti, ha fatto un'impresa e veramente siamo al settimo cielo, bravissimo. C'erano anche tanti bambini, quegli stessi che insomma poi con le società sportive seguite saranno ancora di più adesso. Io me lo auguro di cuore da assessore allo sport e quando nel 2005 io e suo papà Flavio abbiamo fondato la Gens Bike mai avremmo pensato di arrivare a tanto, sì, sicuramente per far fare del movimento ai nostri figli, infatti le iniziali della Gens Bike sono proprio i nomi dei nostri figli, quindi Jonathan, Asi e Matteo.
Allora, uno ha vinto le Olimpiadi, uno ha appena terminato il Giro d'Italia e l'altro ha vinto già una corsa da juniores. Credo che veramente si può dire che abbiamo seminato bene. Remida. Tutti i risultati che hanno fatto gli altri ragazzini, che quest'oggi sono oltre 60, quindi è una gioia immensa. Quest'oggi siamo senza parole. Questo abbraccio e questa tifosa speciale, tutti con le magliette, ma questi sono due tifosi speciali perché sono la mamma e il fratello Matteo. Allora, parto dalla mamma, cuore di mamma con un sorriso gigante, è oro, se ne sta rendendo conto? Ce ne stiamo rendendo conto un po' alla volta, ci speravamo, sapevamo che avevano lavorato parecchio, era tanti mesi che Jonathan era più il tempo che era via da casa che non quello che era assieme a noi, però eravamo vicini a lui e alla sua preparazione per questo grande obiettivo. Il partecipare alle Olimpiadi, e lui ci ha messo sempre tutto il suo massimo dell'impegno per poter arrivare preparato e ci aveva detto: io darò il massimo di me stesso, quello che faremo, e noi lo sapevamo che lui avrebbe qualsiasi risultato sarebbe stato ottenuto con il suo massimo impegno. Oggi è andata così e ce la ricorderemo per sempre questa giornata. Come sono andati questi giorni? Perché poi vi siete ritrovati qua, ci sono state le gare, insomma, eliminatorie, poi le semifinali eccetera, e quindi come l'avete vissuta? Avete dormito ieri notte? Quando l'avete sentito l'ultima volta? Allora, l'abbiamo sentito ieri perché casualmente tutte e due le giornate che eravamo qua assieme con il paese a guardare la gara, lui ci ha fatto una videochiamata, ha chiamato me insomma per chiedermi come stavamo e ovviamente per sentire com'era stata la sua gara, e quindi le uniche videochiamate sono state proprio qua. Del resto grandi messaggi, noi abbiamo cercato di lasciarlo per conto suo, insomma, ma ci teneva sempre aggiornati sulla sua condizione fisica, ci diceva che stava bene, che era contento, le foto che ci mandava parlavano. Cosa gli scriverà adesso? Ma allora, questa volta lo provo a chiamare e se lo disturbo non importa, perché merita i complimenti a voce. Direi. Che messaggio gli scriveresti in questo momento? Cosa gli diresti? Quanto ti abbiamo visto che eri una vitreo, insomma, concentratissimo, tesissimo. Sì, l'agitazione era tanta e sono molto felice per loro, per quello che hanno fatto e per i sacrifici che hanno dato un grande risultato nel finale. Ma neanche io nessun messaggio, ma lo chiamerei, vorrei vedere la sua faccia e le sue reazioni. Noi l'abbiamo cercato di intervistare prima delle Olimpiadi, certo mi dispiace, sono concentrati, cioè era veramente concentratissimo sull'obiettivo proprio, ma ci credevate che poteva essere anche oro adesso dopo l'esploit di ieri, dopo quello che hanno fatto vedere? Ma ci speravamo, però anche la Danimarca era molto forte e adesso sono ancora i campioni del mondo, e quindi anche si è visto nel finale che c'è stata una bella competizione. Sei uno sportivo anche tu, quindi a maggior ragione godi ancora di più di questo successo di tuo fratello. Sì, siamo felici tutti. E adesso festa? Cosa gli preparerete? Vediamo. Adesso ci stiamo organizzando con il paese per per preparare una festa, cercheremo nel modo migliore, insomma, per come merita che sia festeggiata. La mamma cosa gli cucinerà quando torna? Allora lui mi ha chiesto la pizza, perché gli piace la pizza che facciamo a casa, lasagne e il tiramisù. Ti abbiamo visto abbracciare il fratello, li conosci la famiglia, Enzo, insomma sei attaccatissimo a loro, hai visto crescere anche Jonathan. Sono molto emozionato perché io so i sacrifici che hanno fatto dietro, è incredibile, questa vittoria qua va a premiare la carriera di papà e tutto quello che la famiglia ha fatto, e anche chiaramente prima di tutti lui che ha fatto un percorso giovanile non facile. Sono stati dei momenti che io ho vissuto direttamente perché loro venivano sempre in negozio da me e che non trovava negli junior neanche squadra, cioè era lì perché aveva un'annata così. Io ho detto a un mio amico: dai, prendilo che è fortissimo. Niente. Insomma non era la storia di un predestinato, se l'è costruito. No, è un predestinato, ma nello sport bisogna avere, come nella vita, nel lavoro, pazienza. Dicevo a suo fratello ieri sera che nella vita bisogna fino in fondo, è lunga la strada, chi arriva prima, chi arriva dopo. Lui è arrivato nell'apice, grazie, basta.
Festa a Buia, festa anche per la buiese che è emozionatissima per questo successo, vero Bortolone? Beh, quest'anno possiamo dire che Buia diventa capitale italiana del ciclismo, perché una maglia rosa e una medaglia olimpica nello stesso anno penso che nessun comune italiano abbia avuto la fortuna di averlo, e quindi festa grande. Quanta emozione c'è, cioè l'oro è pazzesco, è qualcosa di... sarebbe già stato bellissimo argento, c'era già festa comunque. No, anche perché c'è da sottolineare una cosa importante. Jonathan ha corso 3 anni con la Buiese e 5 con la Gems, no? E quindi anche la Gems, che è nata fra l'altro da 2 corridori che hanno corso con la Buiese, Flavio Milan, papà di Jonathan, e Marco Zontone, quindi fondatori, e quindi torniamo insieme perché questa vittoria si accomuna a tutte e due le società, e penso che anche in futuro questo risultato e questa nuova voglia di stare insieme giovi a tutto il ciclismo friulano, italiano e quant'altro. È un successo anche per il papà, che è stato un grande ciclista, un coronamento anche di quella carriera. Che corridore era stato? Il papà ha vinto il campionato italiano allievi con la maglia della Buiese nell'85, nell'89 è stato campione del mondo nel cronometro a squadre militari. È un titolo, perché adesso fra l'altro militari non ce ne sono, questo titolo è andato un po' scomparendo, ma nell'89 lui ha vinto appunto con la squadra il campionato del mondo. E dopo nel 93 è passato professionista, l'ho già detto da qualche parte che purtroppo era in un periodo dove il ciclismo non era pane e acqua, e lui ha patito questa situazione, no? Era un grande atleta, ha vinto tante gare molto importanti con la Buiese, da juniores, da dilettante, è stato anche maglia rosa al Giro d'Italia dilettanti nella tappa di Misurina, e quindi un grande... Questo è un coronamento anche per lui, insomma. Certamente Jonathan lo ripaga delle delusioni che ha avuto da professionista, perché conosciamo la storia e sappiamo il perché. Siamo con Marcella, che è la nonna materna di Jonathan. Ha versato una lacrimuccia? Adesso è passato... Sono 3 giorni che sto piangendo. Questa mattina già, leggendo i commenti che stanno mandando, mi hanno fatto piangere, di cui il primo, il suo preparatore tecnico, mi ha mandato una dedica che veramente in famiglia abbiamo pianto. Una cosa meravigliosa. Cosa direbbe adesso a Jonathan se ce l'avesse qua? Un grande abbraccio. Grande. Siamo emozionati tutti, ce lo aspettavamo, non tanto in alto perché insomma stiamo sempre con i piedi per terra. Sono bravi, il gruppo è bravo, tutti i compagni hanno lavorato tanto, i suoi preparatori ottimi, una squadra molto leale, unita, insomma. Hanno collaborato tutti quanti assieme per questa vittoria. Ma senta, un nipote per una nonna è sempre speciale, ci mancherebbe, ma per essere un oro deve essere super speciale. Jonathan... Lo guardi. Oh. Jonathan è stato il mio primo nipote e di conseguenza è quello che ha avuto più coccole di tutti. Ma Jonathan... Allora è quello il segreto. Sì. Ma è sempre stato molto affettuoso, sempre. E poi gli è rimasto l'amore per i nonni. Lui quando arriva viene a salutare noi e i nonni paterni, e quando parte ritorna di nuovo. Poi ci chiama, chiede come stiamo, è molto presente nella famiglia. E adesso lo aspettiamo, lo aspettate. Lo aspettiamo, andrò anch'io ad accoglierlo a Milano. Questa era la festa a Buia, nelle interviste realizzate da Francesca Spangolo, le riprese di Tiziano Campigotto. Piccola pausa per la pubblicità, poi ci ritroveremo in diretta da voi la linea, tra poco.
Bentornati ad A Voi la Linea. Il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti oggi in visita istituzionale in Friuli Venezia Giulia, diversi gli appuntamenti programmati sul territorio ai quali partecipa assieme al Presidente della Regione Massimiliano Fedriga e l'assessore al lavoro Alessia Rosola. In prima tappa le acciaierie Bertoli Safau di Cargnacco, ora ci colleghiamo in diretta con Marco Pasquariello da Cargnacco per gli aggiornamenti. A te la linea. Buongiorno. Ci segue da casa, siamo ancora qui fuori dallo stabilimento, dal nuovo stabilimento ABS di Cargnacco, siamo ancora in attesa del Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti, si sta trattenendo in questo momento nella parte degli uffici dell'ABS, poi dovrà visitare appunto il nuovo laminatoio che è qui, che inizia qui, proprio qui, e poi si prosegue per 500 metri, questa è la lunghezza del nuovo laminatoio, il più grande treno vergella al mondo, inaugurato lo scorso giugno, che appunto il Ministro dello Sviluppo Economico avrebbe dovuto già visitare il giorno dell'inaugurazione, poi impegni a Roma lo hanno trattenuto lontano, ha mandato un videomessaggio e oggi è l'occasione appunto per lui per visitare questo impianto estremamente innovativo dell'ABS insieme alla Danieli. Siamo ancora in attesa appunto del Ministro dello Sviluppo Economico che dopo aver visitato questo impianto si sposterà a Trieste per visitare un'altra eccellenza della nostra regione, la Saipem, alle 16:30 e poi tornare verso Roma. Alexis, per il momento ti restituisco la linea per poi ricollegarci nel momento in cui dovesse arrivare. Grazie Marco e a Paolo Bassi per questo primo collegamento in diretta. Andiamo a Udine perché questa mattina è stato presentato il progetto di riqualificazione dell'impianto sportivo Dal Dan di Paderno. Diventerà un impianto all'avanguardia e punto di riferimento per i campioni di atletica. I dettagli con il vice sindaco di Udine Loris Michelini e l'assessore allo sport Antonio Falcone. Vice Sindaco Michelini, riqualificate questo impianto che diventerà d'eccellenza soprattutto per l'atletica. Eh sì, questo è un campo di atletica e diventerà veramente l'eccellenza perché andiamo a spendere un quadro economico di 645.000 euro e andiamo a rifare completamente le corsie di atletica con materiale di un certo tipo che servirà molto per gli allenamenti, soprattutto per i grandi campioni, qui possono allenarsi senza farsi male. Ricordiamoci che il problema di chi fa atletica è anche quei piccoli microlesioni che sono dettate anche dalla tipologia del materiale che si usano negli impianti. Questo sarà un materiale d'avanguardia approvato dalla Federazione Italiana di Atletica e da tutte le norme che ci hanno dato una mano con gli uffici. Oltre alle 6 corsie ci saranno anche il rifacimento di quelle corsie per il salto in lungo e triplo. Inoltre anche ci sarà una terza corsia che viene aggiunta per gli ipovedenti e in parte laggiù ci sarà anche il rifacimento completo del salto con l'asta, con le fosse rimesse a nuovo e rifatte. Anche il materiale drenante, proprio perché deve consentire a certe normative, è stato previsto e rifatto e verrà rifatto completamente. Inoltre ci sarà anche la nuova fossa per il lancio del disco, del peso e del martello, che dall'altra parte è rifatta completamente, e rifatto anche la parte del salto in alto, dove praticamente noi abbiamo una tradizione qui che è veramente molto storica. Quindi viene rifatto questo impianto con tutte le norme che la Federazione ha dato e sarà un intervento veramente qualificante, perché in questo contesto c'è anche la partecipazione sia dei professionisti, chiamiamoli così, anche se nell'atletica non esistono professionisti veri, ma oltre a questo ci sarà tutto quello che gira attorno degli appassionati dell'atletica, che adesso con le Olimpiadi, sapete, avrà ancora più seguito. Per un investimento complessivo di quanti soldi e il cronoprogramma prevede la realizzazione in quanto tempo? Allora, l'importo complessivo a base d'asta, diciamo, sono 645.000 euro, chiaramente divisi per varie tipologie, impiantistica, materiale, la ditta che dovrà eseguire le opere, eccetera, eccetera. I tempi previsti: adesso abbiamo approvato il progetto definitivo esecutivo, ci saranno adesso nei prossimi mesi le gare e poi, una volta individuato le ditte che dovranno fare i lavori, inizieranno con circa 3-4 mesi di lavori, quindi la tempistica sarà una consegna dell'impianto finito il prossimo anno, i primi mesi del prossimo anno.
Assessore allo sport Falcone, quali sono le aspettative? Immagino di portare qui i campioni dell'atletica. Assolutamente, l'obiettivo è quello che ci siamo un pochettino auspicato, cioè quello di riportare al centro dell'attenzione i nostri impianti con la qualità, impianti di qualità che offrono un certo tipo di servizio. Per noi è molto importante, nel nostro programma abbiamo studiato quali sono le virtuosità che possono portare a Udine nuovamente al centro dell'attenzione e farla diventare, come è sempre stata, una città importante, una città che ha sempre fatto aggregazione. Quindi su tutti i settori siamo andati ad analizzare quello che poteva fare il meglio e dare il meglio per arrivare a questo obiettivo. Quindi con gli impianti sportivi abbiamo fatto un lavoro, soprattutto anche in questo periodo di Covid, di studio veramente mirato per dare il meglio, per dare dei risultati ai nostri sportivi, ma non solo, per poter diventare anche attrattivi su tutta la provincia. Purtroppo sappiamo che molti atleti, non avendo in tutti i casi le circostanze ideali per potersi allenare a Udine, sceglievano altre località. Questo fa molto male perché per quanto mi riguarda come sport diamo un sacco di aiuti alle società, diamo molto aiuto a chi oggi ha difficoltà ad approcciare allo sport, diamo fondi e quant'altro. Quindi vorremmo completare il tutto con anche diciamo, la realizzazione di importanti eventi nella nostra città che poi andrebbero a arricchire completamente tutto quello che è diciamo, l'indotto di Udine. Raccontano del dramma e della brutalità della guerra il parco e la collinetta della chiesa di Perteole di Ruda. Durante la Prima Guerra Mondiale questa zona di retrovia ha ospitato diversi ospedali da campo e tanti sono stati i soldati che sono morti. Così tanti che si passò da una grande fossa comune alla costruzione di un cimitero. Tramanda alla memoria di quei tragici accadimenti il parroco di Ruda, Don Gianpietro Facchinetti. Era una chiesa che serviva come cimitero durante il periodo di Napoleone, che non si poteva mettere i cadaveri dentro il paese, no? Quindi è stata usata questa zona con la chiesa come cimitero. Dopo, con la Prima Guerra Mondiale, qui essendo le retrovie, essendo anche diversi ospedali da campo, c'erano tanti soldati che morivano e venivano sepolti proprio in questa zona qua. Però a un certo punto non ce la facevano più a seppellire tutti qua. Allora hanno dovuto costruire un altro cimitero vicino. Comunque qui c'era tutta una grande fossa, ecco, di soldati sepolti. Poi alla fine della guerra sono stati trasferiti nei paesi d'origine. Adesso è diventato questa zona un campo di ricordo di tutte le guerre e abbiamo la collinetta lì dei soldati italiani che sono morti e abbiamo anche un piccolo monumento di soldati di origine di Perteole, siamo conto di Ruda, che erano sotto l'esercito austriaco e sono morti lontano, nei Carpazi, e vengono ricordati perché c'era l'Austria qui. E quindi molti austriaci, cioè di perteolesi o di Ruda, sono stati arruolati con l'esercito austriaco e sono morti lontano. E qui anche li ricordiamo. Questo è diventato ora un parco della rimembranza, ecco, di tutti questi morti. Quindi qui è diventato un luogo sacro, ecco.
Siamo ancora in attesa dell'arrivo del Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti all'ABS di Cargnacco. Allora vi daremo tutti gli aggiornamenti nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione e buona giornata.